sembra che la trasmissione di ieri abbia evidenziato come ci sia questa persona che non ha nessuna credibilità nell'esercito e nelle forze armate, che si candida in politica perché evidentemente nell'esercito nessuno lo vuole e che è stato utilizzato da Salvini per salvare la propria poltrona, cioè quella di Salvini, visto che nessuno dei dirigenti della Lega, né in Veneto né da qualsiasi altra parte, si riconosce in questa persona estremista. Non cita nemmeno il nome del generale Roberto Vannacci dopo il botta e risposta che ha avuto con lui durante il dibattito televisivo sulle reti Mediaset. Alessandro Zanna. Vannacci, riferendosi a lui, ha detto: lei come omosessuale non rappresenta la normalità. Non si placa dunque la polemica. Le parole di Vannacci, secondo l'esponente Dem, lo mettono fuori dalla Costituzione. Parla completamente fuori dalla Costituzione, dunque è vergognoso che un generale dell'esercito che ha giurato sulla Costituzione esprima dei concetti totalmente fuori dall'alveo costituzionale, infangando la credibilità e l'onore delle forze armate e della divisa che porta. Presentando la sua candidatura alle europee, supportato dal sindaco di Padova Sergio Giordani e gli esponenti del PD della sua giunta, Zan attacca anche il leader leghista Matteo Salvini. Che la Lega utilizzi una persona così per solleticare i peggiori bassi istinti delle persone, francamente è un'operazione che ha una grande responsabilità politica. Salvini si prende una grandissima responsabilità politica per aver candidato una figura così, insomma, impresentabile. Prioritario portare a termine il progetto di integrazione europea, dice. L'Europa può essere una grande scommessa, no? Una grande opportunità. Serve però un'Europa più politica, un'Europa che rafforzi il proprio processo di integrazione, perché abbiamo visto che così non basta. C'è stata la grande esperienza del Next Generation EU che ha investito più di 1.000 miliardi, di cui oltre 200 sono arrivati in Italia. Peccato che il governo non riesca a spenderli e butti via delle risorse preziose, ed è per questo che l'Europa può essere una grande opportunità, però deve essere un'Europa più politica, un'Europa che guardi di più ai bisogni dei cittadini. Per farlo serve appunto completare questo processo di integrazione, perché così l'Europa è un'Europa a metà.